Andiamo? Stavano sti due un'ora, per fare una rapida. Hai visto che ci siamo messo un sacco. Un'ora. Dove andiamo? Al punto? No, no, in realtà no. Avevo Ah, ok. messo il garage. Mm. Facciamo un salto al ghetto. Vai. Oggi siamo stati un po' là in realtà. Ho visto, sì. Male che c'è i vetri neri. Sì, è vero. Perché oggi ho sloggato, stasera quando sono andato a mangiare e stava la polizia proprio là fuori. Ah, ok. Ma quanti messaggi sta spammando quello? Mamma. Va bene bannato. Eh sì. Comunque secondo me il ghetto è sempre là, il cancello di giù, si apre da solo quando c'è il ravvio. Ma non dovrebbe, sai? Ci ho fatto caso pure io. Che se no pure ste porte qua penso dovrebbe fare lo stesso, capito? Di regola sì. Boh, non lo so. Vieni un attimo qua, ti dico un attimo una cosa qua che c'ho. Quanta roba. Ah vabbè, dai, ci sta. La sicurezza prima di tutto. Ah, Ah, pure nel cesso. sì, sì. Ma tu l'hai visto sul deposito dei documenti? Questo qua, No, no, proprio il deposito dei documenti. se è quello dove siamo stati con Big, sì. Quello sotto da Big, appunto. Sotto A? Sotto l'officina da Big. Ah no, allora no. Come no? Non l'hai mai visto? Sotto Sta proprio l'officina. sotto... sta proprio... Sta all'officina di Big, sta quella stradina che scende. Beh. Proprio di faccia all'officina. Cioè, dove siamo saliti noi? Con l'auto. Non sei mai stato dentro il bunker dei documenti? No, mai. Mo ci andiamo. Vabbè. Metti solo le corde a tre, non si sa mai. Ok, Andiamo. andiamo. Ma vuoi uscire da solo, sì? Sì, sì. Però devi farti un po' più avanti. Sono un sacco di soldi cash. Ah, ok. Li vado a mettere là. Ho capito. Là in quella casa. Nel deposito fosse il deposito fazione dei documenti quello. Attenzione che questa cosa non gira. Che fa? Non gira tantissimo. No, no, ma vado diretto diretto là. Ok. Piano è che non vorrei puffare. Oddio. Cosa? Non vorrei puffare. Non ho capito. Puffo! Ah, no, non penso. Sì, fra, sto laggando un sacco. Ma pure io e tu quando prima guidavi laggavo. Ah, ok. Sta laggando ancora assai? No, no, ora no. Palle, oh. Dici. Sì, ora sì. Ma tu lavori da Snake, no? Sì, sì. Ma non frenavi tu. No.
sei mai venuto? No, Questo è dove faccio i documenti. no, mai venuto. Bello, eh? Sì, sì. La tieni la GoPro, Vito, mi raccomando. Poi tanto se no... Vabbè, là lo puoi aprire solo tu. Sì. Beh, sì. Aspetta, dopo se un attimo delle cose. Vai, vai. Sembra molto tipo Mr. Robot, non so se sei presente. Bello, eh? Sì. C'è la Vai. GoPro? No, no, tranquillo. Un attimo, eh. Vai, vai. Possiamo andare. Bello Andiamo? comunque, eh. Sì, sì. Poi da qua faccio la chiavetta. E Ah, poi ti do sta chiavetta e tu da qua vai in un altro punto sulla mappa, capito? A fare il documento proprio. ok, dove lo Però stampo? è da qua che compro, diciamo, il coso. Mhm. Ok, ok. Adesso mi servono dei colpi, cazzo, non c'ho colpi. Da Pistola? comprare. Mi sta sta l'armeria aperta, eh. Sì, l'armeria ci sta, però ce ne ho, se vuoi te li posso dare, però ne ho solo 35. No, vabbè, era per capire, fare una scorta così. Se vuoi possiamo andare all'armeria. Ah, ma come funziona il fatto che teneva il porto d'armi? Per? Usciamo e andiamo subito in macchina. Ok, prima? Quando è successo sto casino settimana scorsa. Direi che la dovresti riaverla. Ma non ce l'ho nell'inventario. Boh, chiediamo a questi qua. Eh, Oh cazzo. boh, magari... Ciao ragazzi. Ciao. Buonasera. Ma sì. Sempre lontano dalla città, su. Scusi, informazione, ma come funziona per il porto d'armi? Per chi ce l'aveva prima che succedeva, Salve, come Vabbè, il dire, porto Salve. d'armi Chieda a tu me, Salve. ce l'hai salve. sempre su Salve. applicativo, salve, però, madonna. perché non te lo posso far Salve. vedere. Vabbè. Vai in salve. questura Chi, e chi chiedi ha di bisogno? farti rilasciare Qualcuno il conosce cartaceo. qualcuno del Luxury dall'altra Lasciale? parte? Scusa, è fortissimo. Farti lasciare? Io no. Devi andare in questura e ti fai Non ti sento a rilasciare te di se mi nuovo il stai parlando. cartaceo in città. Ah, ok, va bene. Però comunque ce l'hai, ti devono solo rilasciare il cartaceo. Vabbè. Sentite Ciao, ora. ciao, grazie. Sì? Prego, prego. Di cosa avete bisogno? Conoscete qualcuno che lavora a Luxury? Che fai? Andiamo in questura? Ma te ne ricorda a 6.000 Gil. Quello è Franco. Lo sai, c'avevo paesano tu. Eh? Paesano tuo. No, vabbè, non è proprio il paesano mio. Buono. Salve, c'è qualcuno in questura per il rilascio del porto d'armi? Lo fa solo il rilascio, già ce Mamma l'avevo. mia. Ah, non sta al Oddio. desk lei. Ma sono poco ignoranti questi della polizia. Comunque. Che facciamo? Andiamo lo stesso? Non lo so, che poi c'ho pure il ferro addosso. Vabbè, lo appoggi in macchina. Vai. Tutto il pieno. No, non lo so, lo so.
Solo che sto Ci andando devo piano per l'abitudine. non voglio volare via. Oh, vedi la macchina, eh? Sì, sì. Ma più te lo pongo tu, se no è attaccato, bip. Vai, vai. Metti in... Ah, ok. Vai. Oddio. Ah, comunque c'è stato anche un altro riscontro che ha, Vabbè, diciamo, ha ribaltato magari forse di un pochino la situazione, che tutti e due i semafori, sia quelli là della motocicletta che quelli là dell'auto, erano rossi. Tutti e due, entrambi. ma stai facendo questa stazione mia? Mhm. Mi può mandare il verbale via tech? Santo. Facciamo, aspettiamo, andiamo via. Boh. Alziamo le corde al massimo e gridiamo. Vabbè, vediamo. Oh, eccolo, stai tornando. È meglio che andiamo in un ufficio, se no perché ci... Salve. Salve. Salve, Piano, volevo, piano. Salve ragazzi, ditemi. volevo sapere se c'era qualcuno che poteva fare il rilascio del PDA. Io già ce Salve. l'avevo, Ancora? come dire, dopo il, come Non è proprio dire, un ufficio, però non ci dopo il possiamo- blackout della settimana scorsa l'ho perso. A me... Ma mi hanno detto di venire solo qua, che già ce l'ho l'ho. in applicativo, me lo devono solo rilasciare, appunto. Aspetti capi un attimo qua. Salve. Salve, Chiedo superiore, cioè qualche superiore per fare il rilascio. Sì, come spiegato devo fare appunto solo il rilascio, già ce l'avevo. che sei Rocco? Andiamo. Ti dico, dico, c'è qualcuno per il rilascio PDA? stasera. Bagada? Quando non mi sembra rispondere. Dov'è? Salve, posso chiedere a lei? Non lavoro Ovvio. qui. È un problema di città, deve ripassare da qualche Cazzo. giorno. Perché Ah, momentaneamente non si possono rilasciare PDA. va bene, arrivederci. Vabbè, Arrivederci, una buona giornata. salve. Salve. C'è uno vestito in giacca e cravatta. Salve, buonasera. Ma che lavori io qua? avrei Cazzo, come fai? di un'informazione, se possibile. Qualche giorno fa sono venuto... Vabbè, Oh, sono da chi si dice? no, no. Ma sei proprio fratello cazzi miei. Vai, te la rimetto qua. Ma perché mi fai il vaffanculo, Vito? Con... Cazzo, sono buggato. Bravo, tocca a te. L'hai presa da No, là, presa. dal cruscosto. Presa. Non c'è nessuno. Ma serio? Sì. Eppure aspetta, ci stanno 30 FDO. Quanti? 30. Mamma mia. Boh, non lo so. Che vuoi fare? Non so. Qui siamo andati via. Ah sì. L'officina non c'è nessuno. Vediamo, non lo so. Penso di no. Devi provare a chiamare a... Vabbè, siamo arrivati. Cioè uno non si può comprare manco una casa, giusto? Di regola no.
Che questi qua non ci stanno più. O meglio, non rispondono, non lavorano così mai. Ah, ecco, lo sponsor di questo video. Allora, praticamente stiamo parlando di NordVPN. Non si tratta di gestire attività legali o illegali, ma bensì della sicurezza online. NordVPN, infatti, è un servizio che offre tantissime cose nell'ambito di sicurezza online, che vanno da antipubblicità, anti-malware come Threat Protection Pro, con cui ci si riesce appunto, ad esempio, a bloccare tutti quei malware su cui facciamo clic accidentalmente, dove praticamente compaiono tipo 10.000 pop-up che infestano tutto quanto, schede a destra e a sinistra. Ecco perché un pop-up che ovviamente portano a delle truffe e a scam. Quindi Nord ha tantissimi strumenti per combattere tutto quello che ci minaccia online. Comunque, in sintesi, possiamo stare tranquilli con un abbonamento mensile, annuale o biennale, perché riusciamo a coprire fino a 10 dispositivi cliccando il link qua sotto. E potete usufruire anche di uno sconto per il Black Friday, in più anche 4 mesi extra sui piani biennali. Trovate tutto qui sotto in descrizione.